E siamo qui in ricordo del grande Gianni Sacco, con Enzo Fucito, Nicola Turco e tanti artisti. Quindi questo omaggio sarà mandato in onda a Telercolano con Lucio Ruggiero. Buonasera. Ciao a tutti. Gianni Sacco è una brava persona, molto artista. Un tuo grande pensiero per Gianni Sacco? Io racconto questa cosa che io stavo a Scalè a fare uno spettacolo. Beh, Lui passò, vide il mio manifesto, disse stasera posso cantare la canzone? Dice no, lui lo apre e chiude il mio sport. Lui è un signore. Ciao Gianni Sacco, lo ripeto. E questo praticamente per quanto riguarda Gianni Sacchi con noi è stato un grande amico su Partenopea TV, ci levavamo spesso al villaggio, lui per me è stato come un fratello maggiore, devo dire la verità, un personaggio esemplare, tanto bene lo voglio come praticamente tutte le persone. Diciamo è scomparso un pezzo della nostra Napoli, sì, sono convinto che lui è un pezzo della nostra bella Napoli. l'editore di Partenopea TV. Ma due parole, oltre ad essere un grande artista, è una persona umile ed educata. Benissimo, ciao ragazzi, grazie. Ciao. Il nostro Marigliano, editore, due paroline per Gianni Sacco. Veramente non ci sono parole, non per offendere, un signore, ma con la S maiuscola, signore. Veramente non ci sono parole. Nicola Turco, amico, e Salvatore Meola. Buongiorno a tutti. Sentite, io sono addoloratissimo, non addolorato, diverso discorso. Perché Giovanni era uno dei nostri e continuerà sempre ad essere. Quindi ci dispiace veramente perché perdiamo un altro pezzo di Napoli, uno che veramente ha fatto la storia della canzone. Nicola l'ha avuto tante volte ospite in TV, sta tante volte con noi. A volte io lo chiamavo solo per alcuni piaceri, diceva l'autore di canzone quando io cantavo. Sempre a disposizione, Sempre a disposizione. Comunque era una cultura della canzone napoletana. È vero. Va bene. Un attimo solo, Anna Lucia, vieni qua, ti rubiamo un secondo. Sì. Un tuo pensiero per Gianni Sacco. Il mio pensiero per Gianni Sacco, per me anche se è scomparso oggi, per me rimanerà sempre in vita, perché è una persona che io ho conosciuto da bambina e io tolgo l'occasione del grande affetto di tutta la famiglia Bonavolta, iniziando dal mio grande papà a mio fratello Gigi, siamo con lui, quindi riposa in pace, adesso va in paradiso perché il Signore si sceglie sempre le anime quelle buone per portarsi con lui. Ti voglio Grazie bene, Anna ciao. Lucia. Un pensiero anche da parte tua, abbassa solo la mascherina perché non ti riconosciamo così. Grande Tony, vai. E allora Gianni Gambarice, un cuore nobile, una persona disponibile, sempre un amico a qualsiasi ora del giorno. Io spero di incontrarlo anche in paradiso. Ciao Giovanni, ti voglio bene. Scusate del disturbo ragazzi, solo un pensiero da parte anche del grande Polverino. Niente proprio. Alberto Selli, un pensiero al nostro grande amico Gianni Sacco. Ha lasciato un voto esagerato, era una grande persona, al di là dell'artista che non spetta a me giudicare, ma era veramente un uomo da imitare, che aveva valori e di tutto e di più. Ti voglio bene Gianni, di cose facili. Grazie ragazzi. Franco Calone, un pensiero per Gianni Sacco. Uomo esemplare, persona genuina e persona che ha fatto la storia della canzone napoletana. Ciao Gianni. Allora, ci abbiamo anche
Rino Abate, Io gli ultimi 20 anni li ho vissuti con lui, non c'era una festa se non chiamava me e Maria De Santis, e un dolore immenso. grazie ragazzi. L'ho sempre voluto bene perché lui ha sempre stimato e mi ha voluto bene. Ciao Gianni, buon viaggio. Grazie. Era un Tu grande. hai avuto tante volte con te, no? Franco Calore, Gianni Sac, Mario Mello. Quando facevi le feste. Nicola Turchi, bene. i figli Mario Mello, tutti Grazie, grazie anche a voi, grazie a tutti. Un pensiero anche da parte tua che tu l'hai conosciuto. Allora io veramente ne sono molto così dispiaciuto, mi sento malissimo. Spero che dall'aldilà ci guarda tutti quanti noi artisti e noi diremo solo Gianni, sei stato un grande. Per Gianni Sacco, un pensiero da parte tua. Niente, Gianni Sacco, al di là del fatto che era un amico del quartiere, lui, Franco Miraggio, siamo cresciuti insieme. E noi siamo nella zona. E siamo nella zona. È una grande perdita perché effettivamente Gianni era un grande cantante, era un fratello e poi una persona per bene, una persona veramente una persona. Io ho un dolore nel cuore nella perdita di Gianni. Grazie a tutti voi, a tutti gli artisti che sono intervenuti. Grazie. Barbie. Sasà Di Mauro che ha vissuto tanto tempo con il nostro amico Gianni Sacco, addirittura il dopo Sanremo, ti ricordi? C'hai qualche aneddoto? Ci sono tanti aneddoti. Gianni era una persona per bene e mi ricordo tante volte che lui mi telefonava e mi diceva vieni con me perché ci sono tante cose belle, e io con lui ho condiviso tanti momenti belli della mia vita. Una di queste al Dopo Festival di Sanremo, una volta mi ricordo con Piero Chiambretti, lui fece una battuta che fece ridere quasi tutta la platea. Gianni era questo, Gianni era una bella persona, una grande persona e l'amico di tutti, e lo ricorderò sempre di più. Voi che state sempre con Nino D'Angelo, noi abbiamo un grande imitatore di Nino D'Angelo vicino a te, il nostro Enzo. Un pensiero per Gianni Sacco. Allora, Gianni Sacco veramente era una persona di cuore, e a Napoli usano questo termine carnale, sanguigno. Gianni era così, era una persona che ti voleva bene, ti accoglieva a braccia aperte, rispettava il lavoro degli altri, e veramente una persona di una Napoli purtroppo che non c'è più. Ciao Gianni. Grazie Enzo, grazie. Antonio Bonomo per Gianni Sacco. Ma non potrei dire soltanto una parolina. Se inizio a parlare mi commuovo già, perché ci troviamo anche fuori alla chiesa dove naturalmente lui meritava questa benedizione. E secondo il mio punto di vista, in questo momento, nostro Signore Gesù Cristo lo sta accogliendo fra le sue braccia, a Gianni. Ciao Gianni. Grazie Antonio, grazie.
grande saluto da tutta Napoli, da Enzo Fucito e tutte le nostre emittenti per Gianni Sacco.